Sicurezza, furti ed escalation di violenza in terraferma, ma anche nel centro storico si annuncia rovente sul tema la stagione elettorale per Venezia in vista delle amministrative 2015. A scaldare il terreno ci pensa il presidente del Veneto Luca Zaia, che da buon leghista lancia un'idea di sindaco precisa. Di Venezia ha bisogno di un sindaco sceriffo, ha bisogno di qualcuno che vada lì con rigore e legalità e metta a posto le cose. Poi saranno i veneziani a sceglierlo e sceglieranno quello che è più aggrada. Che incarnare il sindaco sceriffo possa essere la Lady di Ferro della provincia Francesca Zaccariotto sembra difficile, ma questa idea piace ancora meno in casa Forza Italia, possibile alleato della Lega per la conquista di Cafarsetti. Credo che il termine sceriffo sia un termine da usare con prudenza, perché abbiamo visto che dove c'è stata crescita c'è sempre stata integrazione, e vedere Venezia in mano a dei repressori sarebbe veramente triste e contrario a 500 anni di storia. Chi nel centrodestra le idee chiare sono le liste civiche, due i candidati già scesi in campo, l'ex Forza Italia Mattia Malgara, imprenditore e figlio di Giulio, ex AD di Chiariaforti, che alla tessera azzurra ha rinunciato il 6 novembre, e l'inossidabile Renato Boraso. Acque agitate in casa del Partito Democratico, dove le varie anime stanno lavorando a un accordo sul regolamento in vista delle primarie fissate per gennaio. La direzione cittadina ne doveva dibattere lunedì 24 novembre, data slittata venerdì 28, e intanto, se sicura la candidatura alla corsa del renziano doc Jacopo Molina, incerta la posizione di nomi di spicco come quello di Felice Casson, che a una candidatura alle primarie non dice né sì né no e attende il regolamento per sciogliere le riserve.